L'atmosfera natalizia si respira già per le vie e le piazze di San Donà di Piave, anticipata un po' ovunque dalle tradizionali bancarelle e attività culturali per bambini e adulti, che per l'occasione si sono vestiti a tema, proponendo quanto di meglio e nuovo la ricorrenza suggerisce, dalla splendida quanto singolare mostra delle ceramiche al presepe vivente e alle varie attività di degustazione di vini e sapori che hanno aromatizzato le giornate di quest'ultimo fine settimana. Preziose lavorazioni artigianali di ogni sorta e fattura sono state poste in bella mostra tra gli addobbi natalizi fantasiosi e festosi che hanno colorato le vie della città, da semplici manufatti ricercati alle originali idee e poi tanti dolciumi per i più piccini che con i loro gustosi profumi, secondo antiche ricette e le migliori leccornie che la tradizione suggerisce, si sono volatilizzati nell'aria. Straordinari gli appuntamenti per bambini, e la ludoteca e le letture animate, il grande e morbido scivolo gonfiabile e tante altre iniziative straordinarie che ne hanno creato un contorno che ha lasciato sorridenti e felici i bimbi e le loro mamme. Allora, l'idea è nata proprio per dare l'opportunità ai genitori e alle famiglie di utilizzare questo spazio con i bambini o anche di offrire un servizio di baby parking per fare le ultime spese natalizie, per fare una passeggiata anche per San Donà. Dire la verità l'ho scoperta ieri perché sono da poco cittadino sandonatese. Già che i bambini sono tranquilli, contenti, anche noi siamo più contenti e anche più tranquilli con loro. E per finire il vero e unico Babbo Natale che ha promesso tanti regali ai bambini di ogni luogo. Sono venuto qui con le mie renne e adesso farò qualche foto prima di portare i regali a tutti i bambini. E per non arrivare all'ultimo momento all'appuntamento natalizio con l'imbarazzo di scegliere il regalo giusto o anche solo un pensierino, ecco che le numerose bancarelle e negozi hanno offerto piacevoli momenti di svago in contesti cittadini pieni di antico fascino.